Eder, Mech, Pallister. Possono essere anche tutti contro di me, non mi frega niente assolutamente. Questi signori che sono venuti a casa mia con uno stratagemma, un regalo, una cosa e l'altra, hanno messo una cosa molto importante, non mi hanno avvertito che Liliana era scomparsa. Cosa sono venuti a fare a casa mia? Io non ho mai fatto del male a Liliana, mai, assolutamente. Io ho sofferto moltissimo. Mi ricordo che io per 6, 7 mesi, 8 mesi piangevo sempre. Proprio dentro di me ero finito, distrutto. Pensavo di morire. Non credo 6-7 mesi perché il 3 gennaio dici questo. Ho finito di piangere. Ho pianto che tu non hai neanche idea quanto che ho pianto. Nei primi tempi dicevo, quando tutti parlavano male di me, tutti, io ho detto guardate che un giorno dovrete chiedermi scusa. E oggi come oggi non le voglio queste scuse, assolutamente. Gabriella, devi scusarti con Sebastiano? Assolutamente no, perché lui continua con sta tiritera, siete entrati con i stratagemmi, eccetera. E decide, voglio precisare innanzitutto che io ho mandato un messaggio a Liliana, sul telefono di Liliana, dicendo ho un regalo per te, per favore vieni a prendertelo su. No, come ho detto centinaia di volte, non era un ordine, non era ansioso, era semplicemente un regalo per te. Nessuna verità è stata scritta, zero proprio. Verità, ma neanche di plastica. Logicamente questa amica con cui abbiamo fatto tante gite insieme, ancora oggi ho grosse difficoltà ad avere un'accettazione per questa sua morte. Vederla in 2 sacchi di immondizia non sono mai riuscita ad accettarlo. E tante volte mi fa molto male che è diventato un fascicolo. Non si parla mai della vittima, non si parla mai che era una donna come noi, che poteva succedere. Io ho detto una volta anche a me, e ho sempre difficoltà. E purtroppo quello che anche mi lascia sempre perplessa, che ripeto, che si dice sempre che noi lo accusiamo al marito qua e là, ma secondo me in questi 3 anni è lui che è come una calamita che si attira addosso tutte. Sebastiano ha mentito? Io parlo per me, per quanto riguarda la mia figura, mia e del mio compagno, assolutamente sì. Adesso stanno emergendo talmente tante cose, ma poi non capisco, no? E per lui era immediatamente un suicidio. Io non so, allora abbiamo i topolini, abbiamo 32 anni amore, simbiosi. Come fa? Lui stesso dice Lili amava la vita, ma perché allora lui già al 14, quando va giù in questura, dichiarerà che la moglie è uscita con la borsetta, con le chiavi, tutte queste cose qua. E già in quel momento non racconta del famoso stalker. Perché il 14 a Sit, il pescivendolo di via Ginnastica, dice che lui dice a lui che avrebbe dovuto partire e si sarebbe assentato per un po' di tempo. Io ho sempre detto lo disprezzo come uomo, come marito, perché non ha fatto nulla per sua moglie e lo posso confermare perché, vede, io quando è successo ho detto tu devi andare giù, sederti là in questura e non muoverti finché non fanno qualche cosa per tua moglie. Sa cosa ha risposto? Se vogliono mi chiamano. Vorrei vedere quante telefonate ci sono in quel suo cellulare che chiama la questura per avere informazioni. Quando una settimana dopo io dico al mio compagno e lui presente perché faceva i briefing a casa nostra ogni sera, gli dico andiamo a cercarla appunto nel parco perché insomma hanno guardato di qua, hanno guardato da tutte le parti, c'erano tanti edifici dismessi e dici magari è finita là che sai tu. Dice io devo andare. E chi deve andare? Tu devi andare con noi e andiamo noi 3. No, dice, saranno gli inquirenti. Penso che è come un mantra, saranno gli inquirenti, a parte che adesso siamo cresciuti e è diventato sarà la procura. Questo è. Io quello che proprio non capisco appunto questo suo dire appunto al pescivendolo che andrà via per un po' di tempo.
Poi c'è un altro pescivendolo che lui si rivolge al 14 a portare i coltelli, ritorna il 21, il pescivendolo gli chiede com'è, insomma, com'è. Questa frattura di cui si parla è una microfrattura di 1 millimetro. Cioè, io posso dirti che tutte le volte che io sono caduto in bicicletta, Liliana anche è caduta in bicicletta più di una volta, non so se è vecchia datata, però il generale mi ha detto parliamo di una frattura di 1 millimetro, non è assolutamente un'aggressione. Non so cosa pensare, non so cosa può essere successo e se qualcuno gli ha fatto del male io desidero tanto che venga fuori. Sono lì come spettatore per sapere, vedere cosa può essere successo e sapere almeno chi ha fatto questo. Io ho sofferto moltissimo. Mi ricordo che io per 6, 7 mesi, 8 mesi piangevo sempre. Proprio dentro di me ero finito, distrutto, pensavo di morire. E io quel periodo lì ho toccato il fondo. Io ti posso assicurare che avevo 94 kg quando quel periodo lì e dopo 6 mesi così ne ho 76, adesso ne ho 75, cioè capisci? Prima hai chiesto a Gabriella Micheli se il marito avesse detto delle bugie, il marito le ha detto delle bugie. Il problema è che il marito non le ha dette soltanto a Sergio, al fratello di Liliana, alla cugina, agli amici, motivo per cui poi si sarebbe formata questa che lui ha definito banda degli onesti. Non sono altro che delle persone che si sono a un certo punto compattate perché hanno capito che andavano nella direzione inversa rispetto a quella, insomma, dove stesse andando Sebastiano. E ne ha dette di bugie. Per esempio nega di avere in uso il magazzino agli investigatori, tant'è che gli inquirenti a un certo punto gli chiedono ma perché lei ha detto di non avere in uso il magazzino, sottraendolo di fatto ad una immediata verifica. No? E ricordiamoci che lui in quel magazzino quella mattina del 14 dicembre ci sta per ben 3 ore di seguito con un cellulare che è con elevatissima probabilità spento. Mai successo né prima né dopo, perché a seguito di un accertamento fatto da un nostro consulente informatico sappiamo che tutte le volte che il cellulare di Sebastiano aggancia la cella del magazzino, la cella telefonica del magazzino, produce traffico telefonico. Produrrà traffico telefonico anche il pomeriggio, perché Sebastiano poi si recherà nel pomeriggio, lui dice per riprendere, per posare la bicicletta, tra le 15 e le 15:30 e in quel momento il suo cellulare genera traffico telefonico. Per cui Sebastiano ad oggi ancora non dice, ancora non si sa che cosa ha fatto per 3 ore in quel magazzino con un cellulare assolutamente spento. Per quanto riguarda Sergio, noi abbiamo avuto alti e bassi, anche prima quando c'era ancora Liliana. È sempre stata, diciamo, tra di noi, non dico guerra, ma non compatibili, ecco, diciamo, non compatibili l'uno con l'altro. Io quando nel 2005 ho chiesto di sposare Liliana, la famiglia si è opposta, capisci? La famiglia si è opposta. Questi signori che sono venuti a casa mia con uno stratagemma, un regalo, una cosa e l'altra, e mi fermo qua, però hanno messo una cosa molto importante, non mi hanno avvertito che Liliana era scomparsa. Loro lo sapevano perché sono incontrati con Sterpin e di conseguenza io ero all'oscura delle cose. Certamente io mi domando cosa sono venuti a fare a casa mia. Capisci? Lo Sterpin che sapeva che Liliana era scomparsa, perché non è andato lui in questura a riferire agli agenti guardate, avevo l'appuntamento con questa signora e se loro mi dicevano Sebastiano, Liliana è scomparsa, doveva incontrarsi con una persona, io sarei andato in questura immediatamente. Però loro erano e basta, mi fermo qua. Mi sento ingannato. Quindi Sergio vi siete opposti al matrimonio di Liliana e Sebastiano? Si sono opposti, mi sembra normale, perché nel 2005 non faceva ancora niente, non lavorava
non lavorava, era praticamente mantenuto da mia sorella. Io anni prima gli dissi vieni a lavorare con me e invece si rifiutò. No, io farò altro. E dopo ha iniziato a fare la fila coltelli, questo qua. Adesso sentendo anche quello che lui ha dichiarato, che c'è questa frattura, microfrattura della vertebra, non credo che sia una microfrattura. Intanto è stata rilevata come nuova lesione. E in più ci sono tutte le altre lesioni, sull'arcata sopraccigliare, il naso, la bocca, la lingua, la mano, il dorso. Non è che non è niente. E io non riesco a capire neanche questi altri pseudo opinionisti che ho sentito che minimizzano il tutto. E invece non è così. Da alcune indiscrezioni noi sappiamo per certo che sono venute fuori ulteriori lesività presenti sul corpo di Liliana, quindi una microfrattura della vertebra toracica, una infiltrazione subpleurica, quindi insomma queste sono delle novità rispetto a quanto già accertato dalla prima autopsia, che pure metteva in luce numerose lesività presenti sul corpo di Liliana in regione frontale, regione orbitale, aveva una palpebra tumefatta sulle labbra, sulla lingua, sul mento, sulla tempia sinistra, un ematoma al vertice del capo. Anche il medico legale di Sebastiano, il consulente medico legale di parte di Sebastiano, esclude che queste lesività, e questo ancora già a gennaio del 2024, siano compatibili con una caduta. Quando hai comprato la GoPro 9? Mi pare ai primi di dicembre, è il numero 9, la GoPro 9. Quando sono stato in questura, loro mi hanno chiesto appunto questi video, io ce l'avevo sul telefonino, perché la GoPro tu scarichi, c'è un'applicazione, c'è un coso che scarichi i tuoi video. Di conseguenza io il telefonino l'ho dato agli agenti che hanno scaricato. Dopo cosa sia successo, come sono stati scaricati, come che, non so, io ti dico, per me quando facevo i video certamente ero abituato a guardare se l'inquadratura era giusta. Io non ho idea di quant'era la durata della batteria della GoPro, no? Adesso ne ho un'altra in più, però quella volta facevo video brevi, qualcosa mi piaceva, qualcosa no, e allora di conseguenza ho cancellato parecchie cose. È stato ampiamente dimostrato che la GoPro è manipolabile, diciamo così, come strumento. Poi lui ha raccontato un sacco di balle anche dicendo che non sapeva usarla, mentre invece io sono veramente meno esperto di tutti, ma ho sentito dire che la 7, che lui l'aveva da qualche anno, e la 9 sono uguali in quanto a comandi, l'unica differenza è che la 9 è molto più fedele nelle immagini, punto. Per cui ha raccontato già una frottola dicendo che non sapeva usarla. E dopodiché è stato provato ampiamente da un noto youtuber italiano che le immagini che lui mostra con quella GoPro sono state tratte un pezzo qua, un pezzo là, messe assieme e costruito quello che a lui serviva, cioè la prova, lui la chiama prova del 9, del suo viaggio con la GoPro tutta la mattina di quel giorno 14, perché lui diceva già, diciamo a metà gennaio del 22 che aveva un alibi perfetto, e io da subito ho detto: che cavolo serve un alibi perfetto a una persona la cui moglie è solo che è scomparsa? Lei poteva essere riparata da un'amica, da una cugina, indifferente come, e invece dimostrava lui, a questo punto dico io, che sapeva che era morta, appunto. Sebastiano mi hanno messo i video della GoPro sul suo telefono. Nulla di nuovo sotto il sole, perché noi avevamo già individuato delle anomalie e delle alterazioni sui video della GoPro che costituirebbero quello che è l'alibi di Sebastiano. Sebastiano si è tanto premurato di dire che aveva un alibi perfetto già da pochi giorni dopo la scomparsa della moglie, per cui implicitamente già ci diceva che la moglie era morta il 14 di dicembre. Le anomalie che noi avevamo individuato sono 3 in particolare. I video seguono una sequenza cronologica, ne mancano 2.
Poi abbiamo 2 video che lo localizzano in un determinato luogo di Trieste, mentre la cella telefonica del suo cellulare lo aggancia dall'altra parte di Trieste, che sarebbe San Primo, che sì, è vero, ci potrebbe essere un rimbalzo di celle, però insomma degli ingegneri informatici ci dicono che questo non è possibile. Il GIP ha ordinato tra i 25 punti approfondimenti di indagine anche quello sulla GoPro, quindi vedremo che cosa verrà fuori, ma sì. No, volevo aggiungere una cosa, che già il video del 12 dicembre, quando Lilli dice ciao siamo a Grado, quel video non è l'originale, perché lui l'aveva mostrato al mio compagno e manca un pezzo, perché dopo lui dice qualcosa di spiacevole verso Lilli e non l'ha dato logicamente alla televisione con quelle parole. Il video del 12 sono a Grado, manca un pezzetto. La sgrida con male parole. E quindi voglio dire che insomma vuol dire che tanto io non lo so perché però non deve essere tanto difficile, taglia e cuci, qua fanno ormai di tutto con questi montaggi, ecco. Prendeva un sacco di precauzioni nel parlare, nel salvare per esempio i messaggi eccetera. Lei mi diceva, faceva diciamo capire che temeva di essere controllata per telefono mi sembra che è stato dimostrato esattamente questo. Poi dobbiamo dire la verità o no, lei non può aver lasciato i suoi telefoni a casa, l'ha portato qualcuno. Allora su documenti del fascicolo c'è scritto che dal Sebastiano dalle 13:45 alle 14:45 sicuramente la cella telefonica prende la zona di casa, la cella telefonica. Allora io mi sono fatta una domanda. Alle 14:56 Sebastiano risponde a Claudio: dove era il telefono di Liliana? Fino alle 14:53 Sebastiano è sicuramente ripreso con le celle di casa. Risponderà alle 14:56. Dove era il telefono di Liliana? Io mi ricordo che nel 2014, facendo una chiacchierata a casa mia tra donne, noi parlavamo dei nostri compagni, dei nostri mariti. Liliana disse: io non posso curarlo perché è sposato. È sposato. E quando Sebastiano è venuto a casa mia la prima volta dopo la scomparsa, quando gli ho chiesto: stai pensando ad un amante? Lui mi ha risposto: può essere, se ne poteva parlare. In una seconda visita, quando Claudio è apparso in TV, mi ha detto: ah sì, questo personaggio lo conosco, perché Liliana doveva andare venerdì a stirargli le camicie. Quindi io credo che lui sapesse. Sono convinta di sì. Spesso bevevamo il caffè insieme, anzi lei passava su da me e si beveva il caffè, solito magari parlavi male dei mariti come tutti e dopo ognuna faceva le sue storie, le sue cose. L'unica cosa che ricordo, purtroppo mi è venuto un momento anche, non è venuto immediato, e ricordo che lei circa una settimana prima mi disse: tengo duro, manca poco. Però, sono sincera, proprio non ho assorbito questa... Però devo dire una cosa, che lei era una persona indipendente, ha sempre lavorato, ha sempre aiutato la famiglia e quindi non era abituata lei a chiedere sostegno agli altri, ma erano gli altri. Non ci servivano tante parole per capirci a noi, veramente. Ci guardavamo negli occhi e bastava. Ed è chiaro che ripensando a tutto quello che è successo, a come io mi trovo da quasi ormai 3 anni e come invece avrebbe potuto essere la mia vita, mi monta meglio che sto zitto, perché sono direi dei spropositi. Io sempre davo alternative, oppure cosa pensi, cosa facciamo. Lei mi diceva sempre: ah, per me qualsiasi cosa va bene, basta che stiamo insieme. Queste sono le parole di Liliana. Io dentro di me sono felice di aver vissuto 32 anni con una persona meravigliosa e aver passato, ti dico, le cose più belle che la vita mi potesse donare. E con l'aiuto di Liliana abbiamo vissuto questi 32 anni insieme.
e per me è stato una cosa meravigliosa e nessuno me la porterà via questo ricordo. Sì, non siamo neanche noi indagati. Mia sorella non mi ha mai appunto raccontato più di tanto, perché era così riservata. Però negli ultimi tempi ho visto che qualcosa stava cambiando. Non ho percepito, perché anch'io, come tanta altra gente, ognuno ha i suoi problemi, altre problematiche di casa, familiari, indifferente. In ogni caso, quando purtroppo è successo che lei è sparita, io ho chiesto a Sebastiano: andiamo a cercarla, facciamo qualcosa. Lui non ha fatto altro che dirmi: aspettiamo, finché quasi 5 giorni dopo, quando le ho detto: guarda, mia figlia ha chiamato chi l'ha visto, là si è arrabbiato e là ne abbiamo parlato. La procura è partita con un'idea preconcetta, perché già dal primo sopralluogo si sente dire: beh, adesso vado perché a Basovizza c'è un altro suicidio. Quindi sono partiti con questa idea preconcetta e non hanno fatto altro che difendere un'ipotesi, che era, al loro modo di vedere, quella di un suicidio che assolutamente non c'è, perché se noi facciamo i conti con quella scena dove è stata ritrovata Liliana, quello è un artefatto, quella è la messa in scena di un suicidio, perché questa partita noi non la possiamo chiudere se non facciamo i conti con quei sacchi neri nei quali si è infilata Liliana, con quel cordino lasso, con il tappeto vegetale assolutamente intatto sotto il corpo di Liliana, che mal si attaglia con una morte asfittica, e con la posizione del cadavere, una posizione così descritta simil dormiente, simil fetale, che chiaramente nulla ha a che vedere con una morte asfittica, che comunque prevede anche degli spasmi, dei movimenti bruschi, dei movimenti involontari, che non avrebbero sicuramente fatto ritrovare Liliana in quella posizione e che con ogni probabilità avrebbero praticamente anche rotto i sacchi. Per quanto riguarda invece il marito Sebastiano, quello che non torna è tanto, da subito, da subitissimo. Il marito che cosa fa? Prima di andare in questura blocca il numero di Claudio Serpin, blocca il numero di quest'uomo, cioè alle 21:43 blocca il numero di Claudio, chiama poi alle 21:45 gli amici Gabriella e Salvo e dice: ok, mi sono convinto, andiamo in questura perché vado a fare denuncia di scomparsa. Evidentemente quel numero in questura non doveva squillare, probabilmente. Il problema è però che poi Claudio Serpin, il giorno dopo, lui, perché seriamente preoccupato, si reca spontaneamente in questura e gli parlerà della loro relazione, perché altrimenti in denuncia di scomparsa, insomma, il marito si dice seriamente preoccupato, addirittura dice che era così preoccupato tanto da aver chiamato il fratello Sergio Resinovic, il quale dirà: ma non è vero, sono stato io che ho chiamato mia sorella alle 16:59, ed effettivamente poi la consulenza informatica darà ragione a Sergio Resinovic e smentirà ancora una volta Sebastiano Visintin, perché sarà Sergio a chiamare proprio perché è preoccupato la sorella, e risponderà appunto Sebastiano. E poi ci sono 3 ore di buco. Abbiamo anche un altro elemento che sono le ore 9:30, che è l'orario in cui Sergio Resinovic manda un suo messaggio, come tutte le mattine, a Liliana, e Liliana lo leggeva praticamente quasi in tempo reale. Quel giorno non leggerà mai il telefono il messaggio del fratello, per cui questo ci lascia immaginare che a quell'ora Liliana purtroppo è già morta. Però alle 9:04 Sebastiano è verosimilmente nello stesso luogo in cui dovrebbe essere Liliana, perché Liliana dice a Claudio Serpin nella telefonata delle 8:22 che si sarebbe recata alla Wind di via Battisti e l'orario di apertura era alle 9, per cui nulla ci fa immaginare che Liliana non si sia recata lì, anche perché effettivamente la veridicità di quello che si sono detti ce la dà proprio il comportamento di Claudio, perché Claudio poi, non vedendola arrivare, a mezzogiorno scende di casa e si reca proprio lì davanti alla Wind di via Battisti, dove sosterrà per circa 3 minuti, per cui Liliana con molta probabilità sarà andata lì e verosimilmente sono nello stesso luogo. I diversi punti del GIP è una buona parte proprio sulle cose che non torna, che ha detto il signor Sebastiano, vedi, sui soldi,
sulla GoPro, sulla fede, siamo stati chiamati in questura per questo. Sui soldi, perché lui ci ha mostrato un bel rotolone, tipo rotolone Regina, e dopo voleva darci 10.000 da conservare. Che è la storia dei soldi, tanti soldi in casa, cosa che un po' col senno di poi voleva farceli conservare a noi e all'amica Laura. Non era rintracciabile perché era un bel rotolone in contanti, ha presente il rotolone Regina. Ecco, banconote, beh, credo che anche diciamo, gli inquirenti lo sanno. Tanti hanno fatto anche la supposizione che Liliana fosse intricata in qualche, diciamo, storia losca, che quindi facesse lei dei traffici illeciti, no? Però quello che io voglio dire, no? Il signor Sebastiano dice che non crede nella storia d'amore loro, insomma, sto amante che è un masochista, che è non ci crede, ma benissimo, io dico va bene, non ci crede. Allora crede che sua moglie è suicida. C'è tutta questa quantità di soldi in casa che nessuno gli ha chiesto se sono suoi o sono di Liliana, come tanti dicono che Liliana avesse dei traffici loschi. Allora dico, prima cosa, se sono di Liliana, quell'importo un terzo sarebbe per legge di Sergio, per eredità. Seconda cosa, voglio dire che lui nella denuncia di scomparsa, il 14 o di allontanamento volontario, come vogliamo definirla, lui dice che sicuramente lei non ha preso i soldi con sé perché dove li tengono loro non sono stati toccati. Allora mi chiedo questo, se anche Liliana avesse avuto dei traffici loschi, lui lo sa. Perché lui non lo dice immediatamente agli inquirenti che c'è tutto sto rotolo di soldi che non si sa da dove proviene? Potrebbe essere che Liliana è stata uccisa per qualche motivo losco? Liliana aveva paura di qualcuno che la ricattava, qualcuno che non voleva che parli? Perché nessuno gli ha chiesto questo? Il signor Sebastiano dice che non è vero, che Laura ha detto che gli doveva dei soldi, non è vero che lo dico io, non è vero che lo dice Salvo. Cioè, allora, tutti ci inventiamo le cose. Io quello che voglio dire, dopo, quando il signor Sebastiano è stato un po' pressato sui soldi, dice, ma sì, avevo 15.000 euro in contanti per le spesucce, no? Perché tu hai 15.000 euro contanti per le spesucce. Io manco li ho mai visti 15.000 in contanti. Ah sì, per dire la verità saranno stati perché erano i suoi. Però quello che io voglio dire è che il signor Sebastiano sulla fede ha raccontato balle, perché una volta la fede la trova con me, una volta la trova con gli inquirenti, una volta la trova lui. Allora decidiamoci anche dove sta sta fede. Lui ha detto, l'abbiamo trovata, gli inquirenti hanno trovato, e il verbale degli inquirenti che sequestrano una fede d'oro non esiste. Allora, prima di dire, quando lui parla di me, tu hai trovato con me la fede, ho detto che tiri fuori la rubrica che c'era nel cassetto. Perché non racconta della rubrica il signor Sebastiano che c'era nel cassetto con tutti i nomi, tutti i codici? Perché non dice dove era quel foglio che lui, il Sergio, ha detto c'era un foglio di codici dietro il quadro che lui dopo non ha più trovato? Allora dico io, no, anche questa storia dei soldi, io non so cosa succedesse in quella casa, ma erano in due che ci vivevano in quella casa, Liliana e Sebastiano. Io sono stata chiamata per la borsa, per i soldi e per la fede. Adesso, io ho sempre detto a Sebastiano, tutto quello che non torna a lui di quello che dico io, ne possiamo parlare quando vuole, e soprattutto davanti agli inquirenti, perché io non ho nulla da nascondere, immagino neanche lui, però lui evidentemente deve fare i conti col suo cervello, perché se una volta dice l'ha presa le polizie, una volta non la trova, una volta l'ha trovata, mettiamoci d'accordo, insomma, ce l'ha o non ce l'ha sta fede? Io so solo, come ho detto agli inquirenti quando sono andata là, loro, cioè gli anni, perché lì li poi non portava solo la fede, lei ogni giorno usciva anche in casa e aveva tanti anelli tipo fede, aveva la fede anche della madre, quindi quando io sono andata là successivamente, che c'era anche lui, abbiamo guardato, gli anelli erano tutti nel portagioie. Parliamoci chiaro, nel cassetto c'era solo una busta intorno ai 3.000 euro, dove lui disse, Liliana mi aveva detto che posso prenderli se devo pagare le bollette. Allora vuol dire che Liliana ti ha detto che voleva andare via, perché che motivo? Hai il rotolone così dietro ai elefantini e devi tenere i soldi nella busta che Liliana ti ha detto di pagare le bollette. Dai, mettiamoci d'accordo. Insomma, sono troppe contraddizioni, ma contraddizioni reali. Io parlo per il mio vissuto. Il mio vissuto non torna
torna la borsetta e poco da fare. Non torna il 14, la borsa non c'era. Poi al 18 viene fotografata da Sergio con lui nello specchio che la guarda. Io non dico che lui l'ha guardata dentro, ma lui dice che quella era la borsa del giorno prima. Lui dice che la moglie è uscita con la borsa e con tutte le cose. Sai che... 14 mi dice come può essere scioccato Sebastiano, come disse a me che era confuso, quando proprio tu pensi che tua moglie è andata a mangiare la pizza. Perché deve essere confuso se lui è convinto che la moglie è andata a mangiare la pizza? Non c'è proprio problema, per lui andava... Allora mi telefona che è preoccupato perché la moglie non è rientrata e dopo dice ma sì io anche non sarei venuto. Lo dice agli inquirenti, al procuratore capo, che se fosse stato per lui quella sera non sarebbe andato in questura a fare la denuncia. Sì. E lui rimprovera noi quando proprio lui dice che Liliana aveva uno stalker che da tempo, non so, giorni, mesi, la importunava, e tu una cosa così grave non la dici quella sera stessa agli inquirenti. Ma si deve solo vergognare Sebastiano, altro che... A gennaio ha dichiarato, sotto intervista Rai, che i 15.000 euro era seduto sul suo divano con la coperta a scacchi. I 15.000 euro chi non li ha a casa li abbiamo perché per fare le spesucce, 15.000. A loro ha offerto 10-15.000 da tenergli, la polizia stessa ha trovato 3.000 qua, 2.000 là, eccetera, e tutto gennaio lui ha sofferto il freddo perché non aveva i soldi per riscaldarsi. Chissà perché i ladri non sono entrati a rubare niente. Si dice dove dicevate che Liliana non ha detto niente a nessuno, ma Liliana era fatta così, risolveva i problemi e dopo te li raccontava. Non è che lei era così spontanea, cioè lei era una persona che voleva aggiustare le cose a modo suo e da sola, senza dare preoccupazioni agli altri. Una volta risolte te le raccontava, sai, è successo questo, ho fatto questo, tutto là, volevo aggiungere questo. E poi volevo anche aggiungere che siccome ho sentito Sebastiano dire che noi eravamo a conoscenza che la bara era quella giusta, non è così, perché quel giorno alle pompe funebri eravamo lì tutti insieme quando all'agenzia è arrivata l'email della procura che non poteva essere cremata, che non poteva essere data per studi e che doveva essere conservata per un'eventuale riesumazione. Sebastiano che ha detto no, io voglio fare le ceneri, e la signorina ha detto no, non possiamo farlo, lo farà in un altro momento, gli risponde Sebastiano. Poi la ragazza gli dice guarda che però per fare questa cosa qua devi rifare il funerale, ti costerà 3.000 euro. A quel punto si conclude questo discorso e la signorina ci dice venite a scegliervi la bara, ci fa vedere 2 bare di 2 colori, una chiara e una scura, e noi scegliamo quella chiara perché abbiamo detto non è così vecchia da metterle quella scura, e se ne siamo andati via. Non abbiamo mai saputo se in quella bara ci stava anche la bara zincata o se qualcuno il giorno dopo, perché ha portato una coperta che doveva essere usata per coprire il corpo di Liliana, ha cambiato bara. Questo noi non lo sappiamo. Però vorremmo vedere la fattura del funerale perché lì ci sarà scritto tutto. Perché è inutile che Sebastiano dica che noi sapevamo della bara. Andremo appunto a verificare anche questo e difatti anche quando è stata riesumata hanno visto che non c'era la bara zincata ed è logico che il corpo si è consumato. Nel sacco salma tra l'altro. Quando sarà depositata la nuova autopsia? Sicuramente fine ottobre perché tutto il team della professoressa Cattaneo si riunisca insieme ai consulenti e poi dovranno cominciare a scrivere. Per cui forse il mese di dicembre. Ti voglio dire una cosa, tu prima hai detto giustamente, ricordato che il marito Sebastiano non è indagato. Il marito Sebastiano, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, sicuramente doveva essere indagato non per l'omicidio della moglie ma per false dichiarazioni. Perché il marito Sebastiano ha detto bugie, lo ribadisco, non ai familiari, non nelle televisioni dove non ha
il dovere di dire la verità, ma le ha dette agli inquirenti. Anche riguardo a elementi, fatti e circostanze che sono fondamentali e che riguardano il giorno della scomparsa della moglie e che riguardano elementi rinvenuti sul corpo della moglie. Per esempio il cordino. Guarda, c'è un'intercettazione in cui Sebastiano parla con una persona e si mette d'accordo su come far ritrovare quel cordino. È in atti, intercettazioni che noi abbiamo anche richiesto, che però insomma non ci sono state date. Se viene dimostrato che non è un suicidio, è un omicidio. Vuol dire che qualcuno l'ha portata là dopo morta, giusto? La scena comprende 2 sacchetti bianchi per attorno alla testa, 2 sacchetti neri, uno che copre le gambe, eccetera, e un pezzo di cordino che viene non si può negare che non provenga dal cassetto di casa di Sebastiano. Quello è la prova regina che Sebastiano il cordino lo ha fornito lui. A chi ha portato Liliana là. Punto. Non dico altro. Claudio, sarà tutto per persone intelligenti. Oggi... Io ho perso la mia vita, ho perso Liliana. Guarda, quando io vado la sera a casa, che entro in casa già, quando vado in camera ci sono i suoi vestiti, i suoi pigiami, i suoi cuscini, i suoi guanti, le sue scarpe, c'è tutto lì. Io veramente tremo veramente tanto. Io non ho mai fatto del male a Liliana, mai, assolutamente. Per 32 anni noi ci siamo amati. Io non merito questo, chiedo di essere rispettato. Ai primi tempi dicevo, quando tutti parlavano male di me, tutti, io ho detto guardate che un giorno dovrete chiedermi scusa. E oggi come oggi non le voglio queste scuse, assolutamente. Io vado per la mia strada, tranquillo, e chi vorrà starmi vicino sono le porte aperte, e altrimenti ognuno faccia la sua vita. Però una cosa chiedo, rispetto per Liliana, rispetto per Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.